Dal 1297, con la riforma che in seguito fu chiamata la serrata del Maggior Consiglio, la gestione del potere passò esclusivamente all'aristocrazia, escludendo sempre più la partecipazione politica del popolo. L'operazione della serrata a un tempo allargò e restrinse la composizione del Maggior Consiglio. L'allargò numericamente, ma la restrinse ai membri delle famiglie che ne avevano fatto parte negli ultimi 125 anni. Questa riforma decretò la trasformazione dal comune alla repubblica aristocratica. L'appartenenza non più elettiva, ma ereditaria e a vita al Parlamento veneziano assicurava la presenza di tutta l'aristocrazia alla gestione del potere. Una tranquillità che permetteva ai patrizi di pensare alla corretta gestione dello Stato, anziché alla formazione di fazioni per battere gli avversari politici nella conquista del potere. Questa riforma è considerata da alcuni storici come uno dei fattori cruciali e decisivi della straordinaria tenuta e continuità della Repubblica di Venezia, rispetto ad esempio a città come Firenze, in cui le rivalità portavano a passaggi repentini del potere da una fazione all'altra. Nelle altre città-stato, lo strumento consueto per effettuare i passaggi era l'Assemblea Generale del Popolo, di cui era relativamente facile avere il favore e che poteva essere tirata da una parte all'altra con persuasioni o intimidazioni. Per questo, i veneziani sostituirono completamente l'Assemblea Popolare come organo supremo col Maggior Consiglio, che poteva essere più difficilmente manipolato, in quanto composto da gente politicamente più impegnata. Tutti i membri del Maggior Consiglio erano considerati patrizi. I loro nomi erano segnati nel libro d'oro, dove erano registrate nascite e matrimoni. Ma chi era il patrizio veneziano? Era NH, nobilomo. Ecco il titolo del patrizio. Altrove in Europa vi erano baroni, conti, marchesi. Qui no. Vi era una nobiltà ereditaria, ma all'interno della quale non esistevano differenze di rango. L'aristocratico veneziano era nobilomo e basta. La sua veste era la toga, lunga fino ai piedi, allacciata in vita da una cintura. Di fatto alla nobiltà venivano ammesse le famiglie di coloro che si erano distinti nella grande mercatura, nella politica, nella guerra. Numericamente nel 300, quando la città contava 120.000 abitanti, i patrizi maschi e adulti erano all'incirca 1.200 e nel 500 poco più di 2.000. Questi membri facevano parte di diritto e di dovere del Maggior Consiglio. Tutti i patrizi veneziani, di grande ascendenza o di famiglia recente, ricchi o poveri, facevano parte di questa assemblea. Ed ecco un altro carattere originale del modello statale veneziano. I membri del Parlamento erano tutti nobili, ma molti erano poveri. I cosiddetti Barnaboti, per via di certi alloggi concessi loro gratuitamente dallo Stato in contrada San Barnaba. Patrizi, ma di condizioni economiche diverse.